Quinta corsa, premio Don Petronio. 4 anni di buon livello, vincitori da 10 a 30.000 euro in carriera. All'1 Goodbye Bar, Alessandro Gocciadoro. 2 George dei Greppi, Manuel Pistone. 4 Giselle Trio, Giuseppe De Filippis. 5 Gogollona, Filippo Monti. 6 Catcher in the Rye, Vincenzo Luongo. 7 Goldwyn CR, Alessandro Dettoris. 8 Gibbs Francis, Andrea Farolfi. Quota sul campo di 1,55 per Catcher in the Rye, 2,50 Goodbye Bar, 9 Giselle Trio. Questi 3 in singola cifra. Macchina che prende velocità e sono partiti. Cerca di rimanere davanti Goodbye Bar con l'1 dal centro dello schieramento Giselle Trio, dalla seconda fila veloce Goldwyn CR. Goodbye Bar che imbocca la prima curva al comando nei confronti di Goldwyn CR, poi Giorgio dei Greppi che si sistema terzo, è rimasto di fuori Giselle Trio che lì non vuol restare, Giuseppe De Filippis riprende in mano, punta in avanti Catcher in the Rye. 14,6 per il lancio iniziale con Goodbye Bar al comando nei confronti di Goldwyn CR e Catcher in the Rye. 400 metri in 29,6 con i quali Goodbye Bar è riuscito a prendere la testa e guida ora con Catcher in the Rye che si avvicina allo scoperto. In corda Goldwyn CR e Giselle Trio che fa una pariglia a distanza. Poi George dei Greppi in corda, Gibbs Francis allo steccato anche lui, con di fuori Gogollona. Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa con Goodbye Bar al comando, 59,2 per i primi 800 di corsa. Goodbye al comando, Catcher di fuori, in corda sempre Goldwyn CR, mentre galoppa George dei Greppi e lascia così in quarta posizione numero Gibbs 2 Francis, Giorgio dei chilometro in Greppi, 1:13,7 e Goodbye Bar è sempre in vantaggio sotto il pungolo esterno di Catcher in the Rye. A contatto rimane Goldwyn CR, si avvicina anche Gibbs Francis a 400 dal palo. Goodbye Bar e Catcher in the Rye sempre alle prese. Goldwyn CR a contatto così come Gibbs Francis, si viaggia sul piede dell'1:13,5 con una frazione in 14,5 di là e Goodbye Bar in vantaggio su Catcher in the Rye. Goldwyn CR chiuso in corda, cerca di venire in mezzo alla pista Gibbs Francis, è in vantaggio Goodbye Bar, prova a ritornare Catcher in the Rye di dentro Goldwyn CR a largo di tutti, lo scatto di Gibbs Francis che va sugli avversari. Gibbs Francis passa e viene a vincere, mentre per il secondo posto forse Goldwyn CR di dentro, ma è da rivedere. 1:13,4 il parziale conclusivo di Gibbs Francis. Andrea Farolfi per il training di Massimo Trevellin che l'ha presentato al top della forma. Colori della scuderia Equinox, il parziale di Gibbs Francis che passa e vince di un'incollatura. Secondo è Goldwyn CR, terza Goodbye Bar. Parziale conclusivo del figlio di Exploit CAF, al quale è piaciuto il percorso tirato. Ha spostato a 200 dalla conclusione in terza ruota ed è venuto a dominare i rivali. Finisce bene in spinta di dentro Goldwyn CR. Si arrendono al terzo e al quarto posto i due favoriti, Goodbye Bar e Catcher in the Rye.